Al popolo, Sammy Varin, scontri al derby Torino-Juve. Chi è Marco Basocciu, commercialista juventino dei Viking? L'ipotesi: colpito alla testa da un altro tifoso bianco-nero. Subito sotto, siamo sul sito del Corriere, l'Università di Genova che cancella dal suo sito i profili di Montefalcone e Odennino. Ricerche anche a più di 80 metri di profondità. Si sapeva, si parla di quella tragica immersione nella grotta delle Maldive. Ma subito ci colleghiamo con il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. 10 anni fa moriva Marco Pannella. Sarebbe riduttivo ricordarlo soltanto come un leader politico o come il protagonista di alcune delle più grandi campagne civili della storia repubblicana. Marco Pannella è stato qualcosa di più raro, una coscienza critica della democrazia italiana, capace di rompere ipocrisie e mettere in discussione verità comode tanto a destra quanto a sinistra. Molte delle sue battaglie le ha vinte, e le ha vinte spesso dopo essere stato isolato, deriso o considerato un provocatore. Ma forse il modo più autentico per ricordarlo non è celebrare le sue vittorie, è guardare alle sue sconfitte, a quelle battaglie che non riuscì a vincere e che proprio per questo restano ancora aperte, ancora attuali, ancora drammaticamente irrisolte. Penso anzitutto alla giustizia. Pannella comprese prima di molti altri che una democrazia può sopravvivere agli errori della politica, ma non alla deformazione del diritto. Denunciò il carcere disumano, l'abuso della custodia cautelare, i processi interminabili. Il garantismo di Pannella non era indulgenza verso il potere, anzi era il suo argine democratico. Fu quasi sempre in solitudine in queste battaglie e lo fece sapendo che dirsi garantisti significa spesso attirarsi l'antipatia dell'opinione pubblica. Resta di impressionante attualità anche la sua visione del Medio Oriente, del rapporto tra Israele, democrazia e fanatismo religioso. Pannella difese Israele quando farlo non significava inseguire una convenienza geopolitica. Per lui Israele non era immune da critiche, perché nessuna democrazia lo è, ma rappresentava e ancora rappresenta un presidio di libertà e di Stato di diritto in un territorio in cui troppo spesso le minoranze vengono perseguitate, le donne private dei propri diritti e il dissenso soffocato. A tal proposito ricordo una delle sue frasi in quel momento contro la sinistra europea che diceva Pannella: vi accorgete dell'esistenza dell'umanità palestinese solo quando vi serve per denunciare il vostro continuo nemico di oggi, che si chiami Stati Uniti o Israele. Non una provocazione la sua, ma la denuncia del doppio standard morale che Pannella considerava intollerabile. L'uso strumentale della causa palestinese non per difendere davvero i diritti dei palestinesi, ma per trasformare Israele e gli Stati Uniti nel bersaglio simbolico del sentimento anti-occidentale. Ricordo poi con affetto e rispetto la scelta coraggiosa compiuta nel 1997 quando la lista Pannella Radicali, qua abbiamo uno dei parlamentari del Parlamento della Padania, il collega Della Vedova, decise su indicazione proprio di Pannella di partecipare alle elezioni del Parlamento della Padania, mentre quasi tutti preferivano demonizzare Umberto Bossi e il pensiero leghista, Pannella diede una lezione di democrazia liberale: confrontarsi con le idee altrui invece di limitarne la legittimità politica. Ha difeso le minoranze senza trasformarle in identità chiuse. Concludo, Presidente. Pannella ha praticato la politica come esercizio di libertà. Era scomodo, eccessivo, a volte irritante. Ma la democrazia italiana gli deve molto più di quanto spesso sia disposto ad ammettere. Perché Pannella ci ha ricordato che la politica serve anche a sfidare conformismi, a restare liberi anche quando il prezzo della libertà è la solitudine. 10 anni dopo la sua morte,
molte delle sue battaglie restano ancora aperte ed è forse proprio questo il segno più evidente della sua grandezza. Grazie Presidente. Qui Parlamento.
Beh, questa è cultura, signori, questa è cultura musicale, ma anche raffinata cultura di movenze, di movimenti, di location. E lo abbiamo visto in radiovisione, questo pezzo di Sabino Valerio, Let's Me Steal the Time, un progetto interessante, culturale, che ha ricevuto premi, riconoscimenti, visibilità, e ti sto parlando di un artista indipendente che fa il suo lavoretto zitto zitto quatto quatto e che ogni tanto dice cavolo, però è arrivato il riconoscimento. Con noi Sabino Valerio. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, grazie per avermi ospitato. Grazie per esserci venuti a trovare nella caldissima Milano. Tu però arrivi da Bitonto, giusto? Arrivo da Bitonto, Che Bari. mi sa che fa più fresco in questi giorni lì. Credo di sì, no? È pazzesca sta cosa. È il nostro humus è aperto chiaramente a ogni emozione. Allora, io leggo musicista, compositore, ingegnere del suono, figlio d'arte. Tu sei partito con lo studio del pianoforte, il mondo dei synth, della musica elettronica, poi hai iniziato a frequentare gli studi di registrazione e ti sei appassionato ad arrangiatore, tecnico del suono, ma poi hai cominciato a pensare alle colonne sonore, autore di colonne sonore. Naturalmente vocal coach, docente di produzione musicale, musica d'insieme. Qua mi fermo e sei tu che ti devi raccontare agli ascoltatori che non ti conoscono un casino, perché appunto non sei proprio arrivato da pochi mesi nella musica, e sono cavoli tuoi, e devi in qualche modo, io ho reso l'insieme, no? E poi questo pezzo Let's Me Steal the Time, che ha un significato profondo e carinissimo, e soprattutto l'hai girato in un posto romanticissimo, le stanze di Palazzo Te a Mantova, che sono inequivocabili, riconoscibilissime. Se vedete il video, bisogna cercare Sabino Valerio, ma soprattutto il progetto The Cocoon of Love, giusto? The Cocoon of Love, esatto. sì. Però vedi tu da dove partire, perché Oddio. lo spazio è tuo e ti devi presentare ai nostri ascoltatori, che sono curiosi, perché quando senti musica così raffinata, così profonda, uno drizza le antenne, capito? Sì, infatti è così, è proprio così. Allora, partiamo da dove partiamo? Io racconto sempre l'aneddoto di mio padre, in realtà, perché è figlio d'arte. In realtà questo aneddoto è che poi alla fine forse è quello che mi ha portato fortuna, perché avevo 10 anni e mio padre mi voleva insegnare la tromba, in realtà. Questa tromba io non ho mai voluta suonare, mai, tant'è vero che una volta la presi e gliela lanciai. E questa è la cosa più assurda. E poi praticamente cosa è successo? È successo che all'età fine scuola media, 13-14 anni, quando uno poi praticamente dice beh, che cosa vuoi, promosso, non promosso, in quell'epoca ci si regalava il motorino, il famoso ciao, queste cose qui. L'ho regalato anch'io, pensa a mio figlio Elia l'anno scorso, per dire che non finisce mai questa cosa. Non finisce mai, è una tradizione che va avanti. E praticamente dissi no, facciamo così, non mi regalate nulla di tutto ciò, andiamo a Bari perché voglio prendere una tastiera. Mio padre disse ma che cosa? Papparapappa. E lì è scattato qualcosa, dice oddio, mio figlio che cosa vuol fare? E lì ragazzi, e infatti lui incredulo, infatti disse a mia madre, disse ma cos'è che vuole fare lui? Cos'è che vuole? E andavo lì, prendevo questa tastiera. Di lì in realtà iniziai, feci una cosa simpatica, c'erano questi festival di provincia, no, queste cose qui di provincia, e io partecipai, ma in realtà lì andavano ballerini, cantanti. Io mi presentai con questa Casio Tom Bank 3 ottave. Dissi e questi dissi: "Che cosa devi fare?" Faccio: "No, suono il pezzo Enola Gay". Dai, orchestra Manuva in the Dark, dai. E faccio questa cosa qui e vinco la rassegna. Oggetto Oggetto di invidia per tutti, cioè e di lì poi ovviamente prendo la cosa in un certo modo e quindi avvio gli studi di pianoforte e vado avanti. Però poi mi rendo conto che
il pianoforte da solo non mi bastava e quindi arrivai all'età del liceo, ultimo anno del liceo, e dissi: "Okay, facciamo così", e vado e compro il mitico DX7, il leggendario synth DX7. Da lì si è aperto un mondo Un e poi mondo. si è aperto un mondo, si è aperto un mondo. Cioè, capite, la scelta. Oggi in rassegna stampa ancora notizie tragiche di cronaca, eccetera. Sembra quasi che il primo regalo che un ragazzo voglia, a parte queste bellissime situazioni diverse, il ciao o la tastiera, eccetera, adesso i nostri ragazzi se lo fanno da soli. Il regalo si comprano il coltello, il macete da tasca, quello comodo che sta nella tasca. Capite come si può fare meglio nella vita? Lo dico a voi genitori, a voi nonni che state vivendo questo momento storico pazzesco con i nostri figli, i nostri nipoti. Capite come c'è un'alternativa alla cronaca di oggi? Può scattare ancora, e io ti faccio questa domandona incredibile, può scattare ancora nei nostri giovani una storia simile alla tua? C'è la possibilità, perché è una giungla, Milano, tu ci vivi, ma anche altre città, non solo del nord, anche al centro-sud, sono diventate delle giungle. C'è la possibilità di far scattare questa passione nei ragazzi? Sì. O siamo persi? No, io credo che non siamo persi. C'è, ma come dicevi te, c'è la giungla, però nella giungla se uno sa vedere riesce effettivamente a trovare la via giusta, perché effettivamente poi la responsabilità più oggi fare il genitore è difficilissimo, perché purtroppo ormai siamo inglobati, siamo parte di un sistema che si chiama social, che si chiama internet, che si chiama web e qualsiasi cosa, e per cui il genitore ha un ruolo completamente diverso, è quello che dovrebbe in un certo senso far capire che tutto quello che è attraverso lo schermo in realtà poi ovviamente non è così vero, non è così reale, non è così tangibile, ma che le cose tangibili si possono trovare altrove. Quindi è un messaggio che cioè non mi sento non sono papà, non sono stato papà, però io credo che il ruolo del genitore oggi dovrebbe essere andare in quella direzione. Per carità, la tecnologia fa sempre bene, io ne sono un accanito utilizzatore della tecnologia, per carità, ci mancherebbe, ma fatta con intelligenza, ecco. Vero, 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 applicare un po' più di intelligenza nostrana e non tanto solo quella dell'intelligenza artificiale. Senti, parlami di questo Let Me Steal the Time, ma anche del progetto che si chiama Plaza de Mundo Project, e così facilmente salta fuori il nostro Sabino Valerio. Se tu scrivi su YouTube Plaza de Mundo Project, saltano fuori tante cose. E salta fuori un mondo, salta fuori effettivamente una piazza, la piazza sì. Allora, Let Me Steal of the Time in realtà scusatemi. Lui suona. Let Me Steal of the Time praticamente è un brano che nasce pianoforte, il violoncello in realtà è stato aggiunto dopo, e infatti ringrazio la violoncellista Elena Ortu, il quale praticamente questo brano nasce al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ero lì, stavo facendo una registrazione live per l'orchestra del conservatorio e c'era lo Steinway. Siccome sono un affezionato e accanito appassionato di Steinway, e praticamente mi avvicinai al pianoforte, lì e sinceramente mi arrivò l'input dal mio amico e socio Alberto, che disse: "Senti, sei lì, ma perché non te lo suoni questo Steinway?" Io dissi: "Sì, provo, mi metto lì." E tutte le volte che vedo un pianoforte in realtà è come se le mani vanno da sé, no, effetto calamita, per cui e niente, quindi praticamente ero lì, mi siedo al pianoforte e parte questo incipit, che ovviamente è l'incipit ovviamente del brano, che dà il carattere al brano. Ma in realtà questo incipit deriva da una produzione pop che avevo fatto tanti anni fa per un artista. E di lì ovviamente parte questo incipit, poi sviluppo il tema e di lì Let Me Steal of the Time. Poi praticamente lo faccio ascoltare ad un amico di Mantova, Vitti, il quale lo saluto, e che mi dice: "Guarda, ma ci sarebbe bene anche il violoncello." La sera rientro, scrivo le parti di violoncello
e la grande Elena esegue alla lettera le parti di violoncello. Che roba, che roba. E poi già che eri a Mantova, E Palazzo già che ero Te. a Mantova, che cosa facciamo? Ero col mio amico Mario Farinato, videomaker, e dico vabbè, realizziamo questo video, realizziamo il video al Palazzo Te, quindi ringrazio la città di Mantova, ringrazio il responsabile del Palazzo Te e ringrazio anche lo studio La Fenice, che praticamente ha dato vita poi a livello ovviamente del corpo e quindi della danza, il quale ha sentito, quando hanno sentito questo brano qui, ovviamente c'è stato proprio una trade union, cioè come se avessi attirato tutti quanti in che direzione. E qui l'applauso perché, signori, parliamo di artisti indipendenti, parliamo di produzioni che non sono all'altezza di quelle mega galattiche, eccetera, ma che, se vi guardate questo video, ha una raffinatezza, una qualità, una dolcezza, un romanticismo che ci porta indietro nel tempo. E te l'ho detto, ci fa ancora sperare, che c'è ancora speranza. E mi sembra che qualcuno se ne sia accorto del tuo progetto, dei tuoi progetti, o no? Credo di sì, credo Cioè, di sì. sono arrivati applausi anche da vari campi. Dici qualcosa, Allora, dai. Lui è umile, non le vuol sì, dire sì. queste cose, però è così, bisogna dirlo, perché sennò sembra, ma no, che sono gli sfigati, quelli che non arrivano a Sanremo, quelli che non girano su RTL. Porco, non giri su RTL, però giri da altre parti. Giro da altre parti, perché poi The Cocoon of Love, che poi è il nome a cui abbiamo dato a questo progetto qui, in realtà con Mario, perché che cosa è successo? Mario mi ha dato l'input, ha detto Savino, ma sai, potremmo partecipare al circuito ovviamente dei festival internazionali indipendenti di cortometraggio. Ovviamente lo mettiamo nella sezione sperimentale. E io dissi ok Mario, ci proviamo, e ho fatto una serie di candidature, ce ne sono ancora altre in atto per il 2026, però nel frattempo io non ci speravo, cioè ho detto vabbè, cioè a livello internazionale, cioè parliamo di tutto il mondo, e mi ritrovai il primo input mi arrivò da New York, Official Selection nel film Action Awards, ovviamente, dove ovviamente quel festival era improntato sulla figura femminile. Io dissi però Precisamente, segnale. E quindi praticamente di lì iniziarono una serie di selezioni e me ne arrivarono altre 2 da Los Angeles, poi mi arrivò una finale a Calcutta. E qui rimaniamo tutti zitti, però vuol dire che, vedi, anche senza RTL o Radio Italia si può andare avanti lo stesso. C'è speranza anche senza entrare nel business, perché ricordiamo, per andare su queste radio bisogna pagare, con tutto il bene che vogliamo ai colleghi, eccetera, mentre se uno fa il suo lavoro umile, a testa bassa, ascoltando quello che è il territorio, quel profumatissimo odore di bosco che c'è nel sottobosco degli artisti indipendenti, è un posto bellissimo che però, sai, devi passeggiare, devi andare a piedi, è faticoso, non si arriva in automobile nel sottobosco, no. Però a volte farla a piedi si scoprono più cose. E io rimango a bocca aperta, se non... Allora, gli ho detto, dovete cercare Sabino Valerio, ma soprattutto Plaza de Mundo Project, e salta fuori la sua musica. Io le ho detto a Sabino, fammi avere altre tue produzioni, perché conducendo una rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 ogni mezz'ora faccio una pausa musicale, molto spesso strumentale. La tua musica la voglio. Grazie di cuore. Assolutamente sì. Grazie di cuore. Anche quella sperimentale. Infatti adesso chiedo a Francesco di preparare, chiudiamo con un pezzo assolutamente sperimentale che è Neon Portal all'1:30. In realtà nasce proprio all'1:30 di notte. Cosa può accadere all'1:30 di notte? Questo è un piccolo chimico in 1 minuto e poco più, quanto dura, pochissimo, insomma. Cosa ci hai messo dentro in questo pezzo strumentale? Beh, in questo pezzo strumentale mi sono completamente distaccato da quello che è il mondo classico del pianoforte e violoncello, è elettronico. Praticamente era l'1:30 di notte e stavo in un certo senso giocando un po' con i synth, con il sound design, e di lì Neon Portal.
Allora, se siete amanti di questo genere, e mandiamo anche il video perché è carinissimo, poi chiaramente da cosa nasce cosa, alla 1:30 di notte cosa può accadere, anche questo. Ci salutiamo con questo Neon Portals, Sabino Valerio, da cercare con Plaza de Mundo Project. Sabino, un grande piacere, ma non finisce qua, ci rivediamo, restiamo in contatto, Certo. perché qualcosa mi dice che hai tante robe da raccontare. Sì, sì. Grazie, Sabino Grazie a Valerio, voi, alla grazie a voi. prossima. Arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68
40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The city sleeps while I awake, tracing paths I didn't take. Lights flicker, shadows bend, every corner feels like when I thought I knew the way to go, but the road just made me slow. Now I walk without a plan, feeling life slip through my hands. No need to hold what's meant to fly. No need to chase the passing sky. Echoes of tomorrow call me new. I don't need to see them clear. Every heartbeat, every fear, leads me somewhere I can hear. If the world keeps turning fast, I'll find a way to make it last. Echoes of tomorrow pull me through, and I'll keep learning what is true. I've carried moments I can't explain, smiles and tears, joy and pain. Every failure, every win has the same weight under the skin. I don't measure what I find, I just move with open mind. Every pause and every sigh is a step I can't deny. I don't force what comes my way. I let the night become my day. Echoes of tomorrow call me near. I don't need to see them clear. Every heartbeat, every fear leads me somewhere I can hear. If the world keeps turning fast, I'll find a way to make it last. Echoes of tomorrow pull me through, and I'll keep learning what is true. If the stars fall out of line, I'll follow what is mine. No need to script the ending page. The journey writes me stage by stage. Echoes of tomorrow call me near. I don't need to see them clear. Every heartbeat, every fear leads me somewhere I can hear. If the world keeps turning fast, I'll find a way to make it last. Echoes of tomorrow pull me through, and I'll keep learning what is true. Beh, non scherzare, ma questi sono gli esperimenti musicali che si fanno su una radio ancora libera. L'ultima radio ancora libera è questa, Radio Libertà. E la voce di Sammy Varin urla ogni mattina: libertà, libertà! Posso urlare quanto voglio, non ci sono vicini di casa che rompono, vai tranquillo. Concrete Jungle Echoes per Gianmaria Bragantini. Questo è un DJ che fa ballare migliaia di persone e che dice: resto sveglio mentre la gente dorme, tra passi persi e dombi.
settembre e tutto questo lo porta alla libertà. Gianmaria Bragantini lo trovate facilmente su YouTube, sugli store digitali con la sua bella musica dance. Sono le 11:41, Sammy Varin, potere al popolo certamente, Matteo Orlando arriva, i bacchettoni dell'informazione cattolica, sto per darvi la linea, però dopo vi ricordo anche arriva Ottaviani, eh sì, oggi è lunedì e ritorna la sua bestia civile. Allora, le dichiarazioni di Cristina Gerard contro l'Italia sul patto di stabilità e poi la vicenda dell'aggressione degli insegnanti a Parma da parte di alcuni studenti, e qui si parla di scuola e di una scuola che si arrende, una scuola impotente davanti a questi ragazzotti che pestano, picchiano i professori e nessuno li sospende, nessuno prende provvedimenti. Attenzione, ne parlerà a mezzogiorno in questa bestia civile il nostro deputato della Lega Nicola Ottaviani. Prima però tutti zitti, è il momento dei bacchettoni e quindi l'informazione cattolica dal sito informazionecattolica.it, la linea al direttore Matteo Orlando. Buongiorno Semmi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. In questa nostra rassegna stampa degli articoli principali pubblicati in questi giorni, anche stamane, su informazionecattolica.it e su infobreac con la K.it, oggi cominciamo con un editoriale a firma di Sergio Caldarella, che è un filosofo della scienza e ci manda i suoi contributi da Princeton, Stati Uniti. Il titolo del suo editoriale di oggi è Limite o il limite? Una riflessione sul potere senza limite e la crisi della democrazia. In particolare, il professor Caldarella sviluppa una critica radicale alla deriva politica e culturale dell'Europa contemporanea, contrapponendo il principio democratico del limite alla tendenza tirannica dell'illimite. La democrazia è descritta come un sistema fondato sulla autolimitazione del potere, sulla separazione dei poteri e sulla sovranità popolare, mentre purtroppo le moderne istituzioni europee sono svuotate di tali principi attraverso pratiche propagandistiche e controllo dell'informazione. Emblematico, ci ricorda il professor Sergio Caldarella, è il caso del conferimento di una onorificenza ad Angela Merkel, che è stata data recentemente al Parlamento europeo di Strasburgo, e durante la cerimonia i seggi lasciati vuoti dai parlamentari contestatori sarebbero stati riempiti artificialmente con personale amministrativo per evitare immagini imbarazzanti in televisione. Il professor Caldarella nel suo articolo collega questo episodio alla crescente pressione dell'UE verso restrizione della libertà di espressione online, considerate strumenti per impedire la diffusione di narrazioni alternative. E la figura della Merkel viene inoltre analizzata nel contesto di questo editoriale come simbolo di una stagione politica giudicata incoerente e fallimentare, dalla gestione migratoria del 2005 alla chiusura delle centrali nucleari tedesche fino alle ombre sul passato nella DDR. Il testo conclude denunciando anche l'indifferenza della società civile europea di fronte a dinamiche ritenute sempre più autoritarie e manipolative. In un altro articolo particolarmente scottante e inquietante abbiamo riflettuto con Angelica La Rosa sui fatti di Modena e abbiamo intitolato questo editoriale con un titolo provocatorio ma fino a un certo punto: il basaglismo ideologico genera mostri. E abbiamo anche messo come sottotitolo il sintomo di una frattura profonda. A cosa ci riferiamo? Al fatto che la tragedia di Modena non è soltanto un fatto di cronaca nera, ma è il sintomo di una frattura profonda che l'Italia continua ostinatamente a non volere guardare. Ogni volta, infatti, che un soggetto instabile compie un gesto estremo, il dibattito pubblico si rifugia immediatamente nei riflessi ideologici, classiche
razzismo contro antirazzismo, immigrazione contro integrazione, sicurezza contro garantismo, eccetera. Ma quasi mai si affronta il punto decisivo, vale a dire la devastazione culturale e sanitaria prodotta in decenni di smantellamento della psichiatria italiana sotto il segno del basaglismo ideologico. Perché il caso di Salim El-Kudri, come tanti altri prima di lui, parla anzitutto di un uomo fuori controllo, al di là di ciò che potrebbe venire fuori su compensi ricevuti e matrici terroristiche che aspettiamo per capire meglio, ma era un soggetto divorato da deliri paranoici, incapace di distinguere il reale dall'ossessione, lasciato però libero di precipitare nel proprio abisso fino al momento dell'esplosione violenta, e questo non per fatalità, ma per scelta politica e culturale, la scelta di uno Stato che dagli anni '70 in poi ha progressivamente rinunciato all'idea stessa di custodire, contenere e curare la malattia mentale grave. Per decenni, infatti, la narrazione dominante ha trasformato Franco Basaglia in una figura quasi sacrale, intoccabile, simbolo di una presunta liberazione umanitaria. Guai a mettere in discussione quella stagione, guai a ricordare che accanto agli abusi dei manicomi esisteva anche una funzione concreta di protezione sociale, di sorveglianza sanitaria, di presa in carico continua dei soggetti pericolosamente instabili. E guai a dire che la chiusura degli ospedali psichiatrici non fu accompagnata da un sistema territoriale realmente capace di sostituirli. E purtroppo i manicomi sono stati abbattuti e le alternative, nella maggior parte dei casi, non sono mai nate davvero. E poi i centri di salute mentale oggi lavorano spesso con organici insufficienti, per non dire altro. C'era già stato qualcuno che aveva previsto tutto questo con una lucidità impressionante, Mario Tobino. Lui, e non i teorici dei salotti ideologici, visse per decenni accanto ai malati veri, quelli che urlavano nella notte, quelli che rompevano la realtà dentro la propria mente, quelli che potevano diventare pericolosi per se stessi e per gli altri, e Tobino rifiutava la retorica romantica secondo cui la follia sarebbe soltanto una costruzione sociale, e conosceva la materia concreta del delirio, sapeva che questi uomini divorati da persecuzioni immaginari, da voci, da ossessioni religiose, da impulsi profondi, hanno patologie che, se non curate seriamente, possono generare in violenza anche estrema. Quindi un articolo molto serio che vi invitiamo a leggere oggi sul nostro sito informazionecattolica.it. Per chiudere questo nostro appuntamento settimanale con l'informazione che arriva dai nostri due siti, vi citiamo anche i due editoriali che abbiamo pubblicato stamane su Infobreak. Il primo è quello di Matteo Castagna, che ha come titolo "Mentre il gruppo MAGA si sta sciogliendo, l'Occidente non capisce che il problema è il liberalismo". Matteo Castagna esordisce in questo articolo ricordando l'addio di Tulsi Gabbard al progetto MAGA originale, e quindi c'è un crollo delle speranze per un nuovo corso americano verso la Russia e verso il multipolarismo. Tulsi Gabbard, infatti, direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, ha lasciato il suo incarico. Era l'ultima persona del team di Trump a rimanere fedele agli ideali e ai principi su cui si era fondato il secondo mandato presidenziale del presidente Trump. Si era opposto alla guerra in Ucraina e anche alla guerra con l'Iran. E purtroppo adesso probabilmente ha pagato queste sue prese di posizioni. E questo che è successo, le dimissioni di Tulsi Gabbard, sono solo la goccia che fa traboccare il vaso. A quanto pare, dice Matteo Castagna, il trionfo del deep state, della rete Epstein sulla politica americana, è diventato totale, a maggior ragione oggi, dopo le dimissioni di Tulsi Gabbard. E poi, nel suo lungo articolo, nella sua lunga riflessione, Matteo Castagna dice, tra le altre cose, che l'Occidente non è ancora pronto a una svolta tradizionale, tanto che le forze politiche continuano imperterrite a sbandierare la formula liberale come mezzo salvifico da ogni male,
non rendendosi conto che è il liberalismo il vero problema. Per quanto riguarda invece, carissimo Semmi, dell'ultimo articolo che vi ricordiamo oggi, per quanto riguarda le notizie intorno alla Global Sumud Flottiglia, abbiamo intitolato un articolo di Giuseppe Canisio con un titolo molto provocatorio, e cioè Flottiglia, perché la Spagna può picchiare gli attivisti e Israele no? Abbiamo commentato quanto è accaduto nell'aeroporto di Bilbao, nei Paesi Baschi, al rientro di alcuni spagnoli che fanno parte della flottiglia, quella stessa flottiglia che è stata nei giorni scorsi vittima di pestaggi in Israele. Ci sorprende come a livello mondiale siano arrivate varie prese di posizione contro Israele, mentre ancora nel momento in cui registriamo non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale di stati per condannare quanto accaduto a Bilbao. Ed è la stessa cosa che si chiedono anche dal Ministero degli Esteri di Israele. Ecco, vi invitiamo a leggere questo articolo proprio per riflettere sui due pesi e le due misure che accompagnano la flottiglia, ricordando che Israele, quando agisce, nonostante sia un insieme di mondi separati, sappiamo in Israele il mondo dei laici, dei religiosi, dei nazionalisti, delle comunità arabe israeliane, il mondo della diaspora e degli ultra-ortodossi, ma quando agisce anche contro la flottiglia, esiste una specie di filo sotterraneo che tiene uniti tutti questi mondi ed è la memoria condivisa della fragilità, cioè la fragilità di uno Stato in mezzo a tanti altri Stati che hanno un solo obiettivo, quello di farlo scomparire dalla carta geografica, e questo dovrebbe essere tenuto in considerazione, soprattutto quando Israele agisce in un certo modo. Grazie, cari ascoltatori di Radio Libertà, per la vostra attenzione. Arrivederci a lunedì prossimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno. Allora, io ieri sera ho visto Toccalini alla 4 di sera, no? Che c'è quella barra che veramente le sbarra sempre, le toglie la parola, eccetera, fa parlare gli altri, eccetera. È vergognosa, veramente, è una cosa che non è vomitevole. Però poi c'era quella 5 Stelle, il grillino lì, com'era già quello lì, che sogghignava lì, ma voi che vi lamentate dell'Europa, avete approvato il patto di stabilità, bla bla bla, eccetera, no? Quel grillino lì. Ma allora, mettiamo bene in chiaro, cerchiamo di essere più coraggiosi, più incisivi, nel senso che non abbiamo timore di dire che la Ursula l'hanno votata nella prima tornata, loro con i 7 voti che avevano, non so, 7 europarlamentari, ecco, che è passata grazie a loro, primo. Secondo, se la prendono con Forza Italia che li ha sostenuti, poi Fratelli d'Italia non ho capito bene cosa fa, tiene i piedi in due scarpe, dice di no, poi contesta l'Europa, però contesta più o meno, però poi sostiene l'Europa, la Ursula che va a braccetto, eccetera. La Lega è all'opposizione in Europa, è contro quelle follie che ci impongono, eccetera, eccetera. Noi non approviamo se non quelle che condividiamo noi, ma è quello, bisogna incidere molto, far capire, se no passa veramente che noi approviamo bla 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 e poi ci lamentiamo, proprio il solito del nord che è brontolone, si lamenta, brontola, eccetera. No, ma dobbiamo essere molto incisivi, molto determinati, molto coraggiosi, da dire: cari signori, avete poco da fare voi che avete rovinato l'Italia, perché ci ha portati a un debito che non lo so, colossale, col PNRR, eccetera.
e con il 110 e con il il reddito di cittadinanza e le rotelle varie, eccetera. Caspita, ma diciamole forte, non abbiamo timore di dirlo, e diciamo pure che noi siamo in Europa non per cambiarla, non perché siamo contro l'Europa, ma per cambiarla. Mentre invece i 5 Stelle, la Forza Italia e anche i Fratelli d'Italia, perché hanno anche un loro lì fitto, quello lì di peso che diceva la Meloni, eccetera, sostengono la Ursula. Quindi cosa abbiamo timore di dire noi? Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ragazzi, che cosa aggiungere a questa ascoltatrice? Come vedete, i migliori editorialisti sul mercato siete voi. Per chi ci segue in diretta, oggi lunedì 25 maggio alle ore 21 ci si ritrova a Milano alla sezione di via Esterle 29, angolo via Padova, con Alessandro Manzoni, responsabile Dipartimento Servizi Digitali della Lega in quel di Milano. Parallelamente, incontro con i militanti anche al punto Lega di Milano in via Vespri Siciliani 12 per il tesseramento di militanti, ma anche semplici sostenitori. Chiaramente, signori, sappiamo che fino alle 15 si può votare in tanti comuni, città italiane. Subito dopo le 15 avremo, speriamo, qualche buona notizia. Ne sono assolutamente convinto. È ora di andarsene? Quasi, me ne vado, non prima di avervi ricordato che subito dopo di me arriva la Bestia Civile. La Bestia Civile è la trasmissione del deputato della Lega Nicola Ottaviani che ogni settimana sta sulla notizia, e nel caso quest'oggi si parlerà del patto di stabilità. L'Europa ancora frena, ma da quello che intuisco siamo pronti veramente a fare da soli. Ma si parlerà anche della vicenda dell'aggressione degli insegnanti a Parma da parte di alcuni studenti. Anche qua nessuna punizione. Sembra piuttosto strano, e forse dall'alto direi che qualche cosa di importante arriverà. Ancora, a proposito di appuntamenti da non scordare, una nuova settimana targata Lega, e in questo caso ora di mercoledì arriva la trasmissione Lega e dintorni con il responsabile gadget di Radio Libertà, quello che si è inventato i gadgettini più particolarini che abbiamo distribuito a Pontida la scorsa estate, ma che trovate anche qua nei nostri studi a Milano in via Bellerio 41, il Marco Grimoldi, che conduce questa trasmissione inventata da poco il mercoledì alle 15:30, Lega e dintorni. Questo mercoledì alle 15:30 arriverà la sezione di Bagnolo Cremasco della Lega con il grandissimo Mario Tovaglieri, storico, il segretario provinciale Tiziano Filipponi e l'ex sindaco Paolo Aiolfi. Direi la Lega, quella tosta, quella vera, questo mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la sezione Lega di Bagnolo Cremasco in provincia di Cremona. Me ne vado davvero, grazie a Francesco per la pazienza, a tutti voi per l'incredibile ascolto. Occhio dopo le 15 alle buonissime notizie che arriveranno. Senti come sono ottimista, ma tanto io torno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.